L'olio miracoloso di Santa Filomena. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi dell'olio miracoloso di Santa Filomena. Santa Filomena è una santa che è vissuta nel periodo dell'imperatore Diocleziano, intorno al III secolo d.C. Le sue reliquie furono ritrovate agli inizi dell'Ottocento, sulla via Salaria, nelle catacombe di Priscilla. In realtà ecco, non la vita di questa santa rimase un po' avvolta nel mistero, anche se già, dal ritrovamento insomma delle sue reliquie incominciarono ad accadere veramente dei miracoli straordinari. Infatti, fu, trovato all'interno della tomba di Santa Filomena un vasetto che conteneva il sangue della santa, che subito, cominciò, per chi pregava davanti a questo vasetto, insomma, ad operare veramente prodigi e miracoli straordinari. E siccome non c'erano pervenute delle testimonianze, delle cronache che ci parlavano, del ritrovamento cioè della vita di questa santa, ecco che, praticamente soltanto, successivamente, siamo riusciti a sapere qualche cosa di più, grazie ad una suora, che in odore di santità è infatti la serva di Dio Suor Maria Luisa di Gesù, che, nel 1833, ricevette, un'apparizione di Santa Filomena. La suora si trovava in preghiera davanti a una statuetta di Santa Filomena e a un certo punto Santa Filomena le rivelò come era morta. Era morta a 13 anni, decapitata dall'imperatore Diocleziano, il quale si era incapricciato di lei, ma lei l'aveva respinto perché voleva vivere la sua vita consacrata a Cristo e offrire a Cristo in dono la sua verginità, e l'imperatore la fece torturare in tutti i modi. Tutte le volte fu aiutata a scampare a queste torture dagli angeli, fino a che l'imperatore, non sapendo più come fare per toglierla di mezzo, la fece decapitare a soli 13 anni. Quindi, che cosa accadde? Che, successivamente il corpo di Santa Filomena da Roma venne traslato a, Mugnano del Cardinale, quindi presso la diocesi di Nola, e questa è una località, che si trova in provincia di Avellino. Le reliquie di Santa Filomena sono custodite in una statua di cartapesta, che si trova nella chiesa della Madonna delle Grazie, considerata, santuario, e si trova proprio questa chiesa a Mugnano del Cardinale. Ora, per quanto riguarda, ecco, l'olio di Santa Filomena, accadde un miracolo, nel 1700, nell'ottava della traslazione delle reliquie della santa. Davanti alle reliquie di Santa Filomena, si trova un altare, su cui arde, l'olio, arde una lampada, grazie appunto all'olio che fa, da combustibile, e questa lampada chiaramente arde proprio in onore proprio di Santa Filomena, in segno, di devozione. Ebbene, nel 1700, una pia devota di Avella, bagnò il dito nell'olio della lampada dell'altare di Santa Filomena, e dopodiché con quel dito bagnato dell'olio, unse le palpebre della figlioletta cieca, che immediatamente riacquistò la vista.
Da quel momento, il vescovo iniziò a benedire, proprio nell'8ª della traslazione delle reliquie, l'olio della lampada che arde davanti alle reliquie della santa e, viene messo in delle boccette e distribuito, a chi ne fa richiesta. È un olio prodigioso che ha operato dei miracoli veramente straordinari, la cui fama si è diffusa, a macchia d'olio. Può essere richiesto, presso appunto il santuario, della chiesa della Madonna delle Grazie a Mugnano del Cardinale e viene dato chiaramente distribuito, gratuitamente a tutti coloro che ne fanno richiesta. Certo, se uno fa un'offerta è sicuramente, ben gradita. Prodigiosa è anche la coroncina a Santa Filomena che prossimamente, insomma, aggiungerò tra i video del canale, di modo che, possiamo pregare tutti insieme questa santa, a cui tra l'altro furono devoti, dei giganti di santità nel corso dei secoli, come sia Padre Pio che il santo curato d'Ars, che ebbe molte apparizioni di, Santa Filomena ed ebbe sempre una grande predilezione per questa santa e, per intercessione, del santo curato d'Ars, avvennero molti miracoli anche in Francia grazie all'intervento prodigioso di Santa Filomena. Bene carissimi, credo di avervi raccontato proprio tutto, vi ringrazio per la mirabile pazienza, diciamo, e fedeltà con cui mi seguite e con cui mi scrivete soprattutto. Spero di riuscire a rispondere a tutti perché siete veramente in tanti. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro insomma tante benedizioni attraverso l'intercessione di questa santa e tanti miracoli attraverso l'uso di questo olio, sempre tenendo a precisare della necessità, qualora lo si usi per malattie, di rivolgersi comunque al medico, seguire le terapie prescritte dal medico e poi, come in aggiunta, diciamo così, provare anche con questi rimedi della fede, ecco, sempre comunque affrontando tutto con grande serenità e abbandonandosi comunque a quella che è la volontà di Dio. Però se queste cose ci possono aiutare a vivere meglio, una condizione particolarmente infelice, ben vengano. Va bene? Va bene, tante benedizioni, alla prossima carissimi.